voy a hacer si todo está en mí para renacer? Tengo que cambiar este caminar. ¿Qué será de mí? Quiero ya estar bien. Siento colores fluir, encienden la llama en mí. Buonasera, eccoci qui anche questo mercoledì ad incontrare e conoscere uno dei talenti letterari che costellano la nostra città. Siamo al quarto appuntamento in programma per questo blocco prenatalizio del Grand Central Literary Festival e ne approfitto per ricordarvi che avremo ancora 2 mercoledì impegnati per poi concederci circa un mese di pausa e ritornare il 25 gennaio con il secondo blocco di questa ricca ed interessante edizione invernale. Tornando a questa serata, comunque, passiamo subito a presentarvi l'autrice protagonista. Si tratta di Federica Nardon, che vedete qui alla mia sinistra, una scrittrice con diverse pubblicazioni alle spalle, che stasera ci presenterà il suo romanzo Volevo solo andare a casa, che vedete anche qui esposto sul tavolino. Finalmente un romanzo d'amore in mezzo a tanti altri generi letterari che sono stati trattati qui al festival. Modera l'incontro Lisa Marra di Linea Edizioni, che ringrazio per la disponibilità e per la collaborazione. Linea Edizioni è la casa editrice con cui Federica ha pubblicato sia questo che i suoi romanzi precedenti. Quindi passo subito la parola a Lisa che introdurrà l'incontro. Vi ringrazio comunque per essere qui, vi auguro un buon proseguimento e saluto anche tutti quelli che ci stanno seguendo da casa in diretta all'interno del gruppo Mestre Mia. Buona serata, buon ascolto. Grazie. Prego. Buonasera, sono molto lieta di essere qui a presentare Federica Nardon perché intanto ci lega un affetto sincero e poi perché abbiamo iniziato insieme, ho iniziato con la mia casa editrice questo percorso letterario che è un percorso molto fortunato. I suoi libri sono stati acquistati lo scorso anno da Good Mood, che è tra l'altro un'esclusiva Audible per diventare audiolibri. E per cui questo denota e sottolinea quanto siano dei romanzi che parlano, che riescono a comunicare, che parlano ai lettori e suscitano tante riflessioni che riguardano l'amore, come è stato detto, i rapporti relazionali, ma non solo. Con Federica abbiamo iniziato con Binario 6, poi è seguito lo Scricchiolio del Legno, Volevo solo andare a casa, è solo l'ultimo libro. E il terzo è stato Il vuoto dell'uovo, e adesso abbiamo Volevo solo andare a casa. Diciamo il fil rouge che lega tutti questi romanzi è un'analisi sottile, ironica e profonda delle relazioni oggi, che però Federica non tratta solamente personale sui rapporti che vede intorno a sé. Lo fa anche ripercorrendo la classicità, e di questo poi parleremo durante la nostra conversazione, dando a questi libri un'apertura molto interessante, perché da un lato hanno uno stile molto semplice, ironico, veramente sono molto godibili, ma dall'altra sono molto profondi, quindi con parole semplici si riescono a veicolare concetti importanti che forse abbiamo anche trattato in maniera molto approfondita durante il nostro periodo scolastico, comunque il nostro percorso di studi, e anche, perché no, seguendo delle inclinazioni e passioni personali. La prima domanda quindi che voglio porre a Federica, che è molto molto stressata per questa presentazione a Mestre, quindi facciamogli un applauso di incoraggiamento. La prima domanda è che cosa ti ha spinto a scrivere un quarto libro?
Dunque, abbiamo avuto ottimi riscontri per i primi 3, ci hanno dato soddisfazione, ti hanno dato soddisfazione, ti sei misurata con la scrittura e ti sei potuta esprimere. Però arrivare a una 4ª pubblicazione non è scontato, in così poco tempo poi. Beh, penso ci sia sempre qualcosa da dire, per cui forse scrivere è proprio un'esigenza, per cui il perché è come chiedermi di non respirare. Ho sempre bisogno costantemente di produrre, di scrivere, di andare avanti, E di insomma, in esprimersi. questo percorso. E poi probabilmente binario 6, lo scricchiolio del legno, il vuoto dell'uovo non bastavano. C'era da dire di più, c'era da esaminare di più e da creare nuovi personaggi, farli vivere, farli creare nuove emozioni, anche perché poi i personaggi rimangono, non sappiamo mai, no? Come nei film, non sappiamo mai cosa succede dopo la fine del libro, ce li possiamo immaginare, per cui crearne altri, andare avanti è sempre un motivo di Stimolo, e di anche con conoscenza, crescita personale, conoscenza personale sì, di autoriflessione, di autoanalisi e di anche creatività, di provare a vivere una storia che non è la tua e ti inventi forse anche un'altra vita, una Certo. metamorfosi, chiamiamola così. Certo, per tornare ai classici. Quello che, allora Federica parlava di creatività, tutti noi abbiamo bisogno di esprimerci e quindi trovare l'espressione nella scrittura, nella letteratura, beh, per me che sono un editore, insomma non c'è niente di meglio di trovare autori così stimolanti. Già dalle copertine, se avete avuto modo di vedere gli altri volumi e dai titoli, un po' si comprende appunto la cifra originale che la distingue. Un aspetto che mi ha colpito all'inizio, quando abbiamo fatto quella bellissima chiacchierata a Venezia, dove mi hai presentato il tuo primo libro, è stato proprio lo stile, l'approccio stilistico che Federica ha scelto per parlare appunto di tematiche poi profonde che riguardano tutti. Nel primo volume il modo di comunicare dei due protagonisti avveniva attraverso le mail e quindi un modo di comunicare da una parte immediato, dall'altra un modo di comunicare che permette dei tempi morti, dei tempi di riflessione, non è come comunicare di persona. Ci si può anche nascondere dietro lo schermo, è più facile dire certe cose o non dirle e tutto il romanzo si è sviluppato in questa forma di comunicazione e di dialogo, mentre con il secondo abbiamo avuto un altro approccio e con questo un altro ancora. Vuoi raccontare, perché così riescono anche a conoscerti e a comprendere un po' l'impostazione con cui tu poi dai vita a questi personaggi e come li fai dialogare fra loro e vivere? Sì, allora, volevo solo andare a casa, rappresenta un po' un cambio stilistico, perché appunto Binario 6 si sviluppava tutto quanto con un botta e risposta di mail, e dove appunto voleva ricordare quello che era il romanzo epistolare, togliendo forse un po' di magia, perché non ci sono il profumo della carta, non si sapeva, no, quando sarebbe arrivata la lettera, per cui forse la comunicazione utilizzata in Binario 6 ha tolto un po' di quella poesia, nonostante la società moderna poi ci dia una carica maggiore, cioè dietro allo schermo uno si nasconde e può dire anche di più, e forse anche troppo, nel caso dei due protagonisti. Poi nello Scricchiolio del Legno escono ovviamente dal web, finalmente, si conoscono, vivono una vita reale non più virtuale. Il vuoto dell'uovo è tutto centrato sull'amicizia, è veramente velocissimo, gira attorno ad un vuoto, infatti i protagonisti sono pochi e non si riesce a capire esattamente dove stanno andando, cosa stanno facendo, hanno proprio delle dinamiche tipiche della società. Volevo solo andare a casa invece spirato, c'è proprio questa
questo innamoramento iniziale, perché stiamo parlando comunque di una storia d'amore dove ci sono due protagonisti, una sociologa e un chirurgo, e dove si scontrano questi due mondi che sono sempre presenti nei miei libri. Infatti su Binario 6 avevamo detto che c'erano un iPhone e un BlackBerry che comunicavano tra di loro, per cui il BlackBerry rappresentava il mondo maschile, mentre l'iPhone il mondo femminile, con tutte le applicazioni, i giochi, Siri che ti dice sempre dove sei. E anche qui c'è questa stesura, questa attesa di queste due persone che si conoscono, si parlano. È più, diciamo, più lento come narrazione, è più sviluppata, nonostante anche qui non mi sono fatta mancare il modo di comunicare di oggi via WhatsApp, che è un po' la stessa, è un'evoluzione che secondo me c'è stata anche nel nostro mondo. Se pensiamo, una volta ci si scriveva sempre via mail anche per lavoro, adesso ci sono gran gruppi WhatsApp, e questo forse succede anche nell'amore, no? Più immediato, messaggino, e con i tanti sto scrivendo e faccine. E questo è molto interessante perché la letteratura è figlia del proprio tempo, ovviamente abitiamo in un tempo dove la tecnologia la fa da padrone, i nuovi linguaggi sono studiati, li utilizziamo tutti e non possiamo prescindere, e per cui avere un'autrice che sviluppa dei romanzi valorizzando e cercando di comprendere i meccanismi dei nuovi linguaggi e cercando di comprendere come determinati argomenti, sentimenti, emozioni si riescono a comunicare, cosa poi anche a cosa portano, quali sono i risultati, perché ci possono essere dei fraintendimenti in una comunicazione non vis-à-vis, oppure ci possono essere desideri che non si riescono a esplicare, e quindi la risposta dall'altra parte non è quella che ci si aspetta, perché comunque avere una barriera appunto è una barriera, aiuta, a volte sì, a volte no, però sono i nuovi linguaggi. Chi sono i protagonisti? Raccontaci un po' di più dei protagonisti di questo tuo quarto romanzo. Tra l'altro, una parentesi, a me sono piaciuti ovviamente tutti e tre i romanzi, quattro i romanzi che ha pubblicato Federica, però Lo Scricchiolio del Legno ve lo consiglio perché ha un'ironia talmente forte che quante volte ci siamo fermate ci siamo telefonate, ci siamo fermate ridendo come delle matte, perché veramente, devo farti i complimenti, ha una verve, è frizzante e nello stesso tempo sempre profonda, quindi i miei complimenti e ve lo suggerisco, naturalmente tutti e quattro, però quello in particolare mi è rimasto nel cuore. Allora, se ci vuoi raccontare qualcosa di più su questi personaggi, il fatto che sia una sociologa poi non è a caso. Sì. Beh, tornando un attimo allo Scricchiolio, la cosa che mi colpisce, che ricordo ancora delle nostre conversazioni, mi chiamavi e dicevo: ma cosa ti è venuto in mente? Come ti è venuto in mente? E qui mi sono venuti in mente questi due emisferi completamente diversi. Chloe, una sociologa che indaga su quello che produce poi, no, la società. Siamo tutti un po' vittime del mondo in cui viviamo, e lei ne è l'espressione. È una ragazza, una donna che si approccia all'amore in maniera molto colorata, sia proprio nei suoi modi di vestire, di agire, di dialogare, di parlare, di approcciare, che si rivolge a questo dottore, che è una sua vecchia conoscenza, per una visita di controllo. È un chirurgo, ovviamente un uomo con un pensiero lineare, mentre quello della donna, Chloe, rappresenta proprio il pensiero femminile che va a ritroso, no? Che ci torna indietro, ci ricama sopra e dopo ritorna allo stesso punto per ritornare ancora indietro, mentre il dottor Stran, che poi diventerà dottor Stran Amore, va dritto al punto, e infatti al posto di fare questo normale controllo le dice: operiamo, come chiedere ad un pizzaiolo di non impastare. E lei ovviamente cerca di aprirsi un varco preferenziale perché è tremendamente ipocondriaco, per cui ha un terrore folle, pensa che facendosi amico a questo dottore possa avere l'intervento migliore, o forse anche evitarlo. E poi c'è un piccolo flashback in cui
si ricorda un amore passato. Ed è proprio qui che la classicità, i libri diciamo passati aiutano la sociologa con il ricordo proprio a superare questa storia passata che non vuole andare via, che fatica ad andare via, e a cui lei comunque un po' rimane aggrappata. E la cosa difficile, diciamo, dei vari personaggi, che sono alla fine 4 principali, e poi abbiamo quelli più divertenti che sono i secondari, che fanno delle comparse che hanno però la loro importanza, non soltanto rompendo il ritmo della narrazione, magari parlando in dialetto, magari tirando fuori un'idea o facendo la comparsata, ma che sono tutti infermieri, specialmente sì, le infermiere e vabbè, qualche amica del dottore che compare poi scompare. E forse la cosa particolare è che mentre prima si srotolavano tutti i miei romanzi si sono srotolati un po' accompagnati dalle città e dei panorami, dei colori che cambiano, lo scricchiolio del legno a Londra era predominante, qui c'è un ambulatorio, e per cui il calore delle persone è dato proprio dai loro dialoghi, da quello che dicono, perché l'ambiente è comunque un ambiente freddo e che un po' ha le crepe della paura, no? Certo. Dalla copertina Amore e Psiche tu ci fai già comprendere come la classicità e anche la tua passione per la classicità sia presente anche nei libri precedenti. La letteratura sappiamo tutti che non solo insegna, la letteratura ci dà delle risposte, la letteratura è una medicina dell'anima e i classici andrebbero letti a tutte le età, andrebbero anche riletti perché ogni età trova risposte differenti e quindi è importantissimo, sono molto felice come editore che un romanzo che utilizza i linguaggi di oggi per parlare di sentimenti comunque immortali che fanno parte dell'umanità si riagganci alla classicità che ha raccontato il panorama delle emozioni umane. Galimberti sottolinea sempre come l'educazione manchi un'educazione letteraria per formare un'educazione e una personalità emotiva forte, perché la letteratura e la letteratura classica in particolare ci fa conoscere con la tragedia, l'amore, l'odio, tutta una gamma di emozioni e di sentimenti che devono esserci chiari e attraverso la parola possiamo esprimerli, comprenderli, ma se non ci sono chiari e se la parola non ci aiuta non abbiamo forse il controllo di quello che ci succede, il controllo sulla realtà, il controllo di noi stessi. Quindi avere delle pubblicazioni che comunque ci ricordano quanto la classicità sia importante, ma dico la classicità per dire poi i classici che hanno percorso le varie epoche, perché ogni epoca ha ovviamente autori immortali che vanno letti, vanno proprio letti. Quindi la classicità entra in maniera preponderante, è una tua passione, fa parte del tuo percorso di studi anche, ma non è solo perché fa parte del tuo percorso di studi che è così presente, perché tu nella classicità trovi tante risposte e trovi a volte quei meccanismi interrelazionali che poi riprendi e riporti, però li vedi in maniera chiara nella classicità. Vuoi parlarci di questo aspetto? Allora, i miti li abbiamo chiamati miti, però in realtà le loro storie, le storie del passato sono anche le nostre storie. Allora, in particolar modo io ho ripreso Amore e Psiche, però Teseo e Arianna, Orfeo e Euridice, sono tutte le nostre storie. Adesso, giusto per anche alleggerire, Eros in Amore e Psiche è nella posizione perfetta. Qualsiasi uomo vorrebbe comportarsi come si comporta lui. Lui arriva di notte, consuma e se ne va. E l'altra si fa amare ogni notte, è innamorata di qualcuno che non sa chi è. Quante volte sentiamo oggigiorno dire che ci siamo innamorati su un social senza sapere, solo chattando, senza sapere neanche chi abbiamo di fronte a noi.
per cui le loro storie sono le nostre. Abbiamo voluto chiamarli miti, però è come se loro ci parlassero ancora, anche chi magari non ha fatto degli studi classici o non ha avuto questo interesse particolare, è come se qualcuno li avesse buttati in mare, sommersi, agganciati, e loro tentassero in qualche modo, come una boa, di risalire, di venire a galla, e quindi c'è un modo un po' di evocarli. In fin dei conti le divinità, specialmente nel mondo greco, ci amavano tantissimo, si trasformavano, amavano questa nostra fragilità nell'essere tremendamente mortali e terreni, si trasformavano per rincorrerci, per farci innamorare, e un po' adesso li abbiamo dimenticati, però in qualche modo ci sono. E li sottovalutiamo. E li sottovalutiamo, brava. Però ci sono, e le loro storie ci hanno accompagnato e sono le nostre, sono sempre modernissime e a volte ci danno anche la chiave di qualche problematica che abbiamo e vogliamo affrontare, risolvere, e un po' dovremmo emularli. Quali sono i miti che tu hai citato nei libri precedenti? Teseo e Arianna, c'è sempre questo filo, no? Questo non volersi perdere. Amore e Psiche sono una fan, Certo, diciamo. certo. Sono una fan. Sì. Penso questi due forse sono quelli che ho più fatto miei. Che li senti? Li hai fatti tuoi perché tu ti fai moltissime domande sui rapporti tra uomini e donne, ma non solo, i rapporti di amicizia, tanti tipi di relazioni che ovviamente fanno parte della nostra esistenza. Hai trovato difficoltà nel linguaggio a volte, nel citare questi miti, adattarli al linguaggio che hai utilizzato? Hai trovato difficoltà o ti è venuto spontaneo? No, sono i personaggi, tutti i miei personaggi quando parlano sono molto coloriti, ogni tanto lei mi sgrida, deve rimane Io faccio un edit che cancello il 50% di quello che c'è scritto perché ogni non tanto si mi può. sgrida, sì, perché sono molto, è un parlato, Realistici. sono proprio parlati, sono le parole che utilizziamo ogni giorno, non c'è una ricerca, c'è la ricerca del peso della parola, di quello che si vuole esprimere, però detto in maniera molto, molto semplice, molto naturale, per cui non li ho fatti parlare come se parlassero in greco antico. Li hai adattati? Un greco moderno venezianizzato. Li hai adattati? Adattati, sì. E questa caratteristica è piaciuta molto ai produttori appunto degli audiolibri, perché nell'ascoltare c'è sempre questa, diciamo, questa cifra stilistica originale e questa ironia. Come vedi tu i rapporti oggi? Perché dopo 4 libri mi sento di chiedertelo. Sicuramente hai fatto un'analisi su te stessa e so che è anche un'esigenza ragionare insomma su quello che ti succede, ragionare su quello che succede intorno a te, ma dopo 4 libri come vedi oggi i rapporti? Perché poi nei miti e nelle citazioni che tu hai ripreso ci sono sempre ovviamente delle difficoltà da superare, perché un po' insomma la genesi, un po' la storia, un po' poi l'insegnamento che danno. Oggigiorno la difficoltà sembra proprio il confronto diretto, perché abbiamo con la tecnologia, con questi nuovi linguaggi, questo modo di comunicare veloce da una parte e non in presenza, abbiamo poi dei problemi che sorgono. Come vedi tu oggi i rapporti tra uomini e donne, ma anche i rapporti di amicizia, i rapporti familiari, i rapporti che vengono, diciamo che dove la comunicazione predominante è quella che avviene grazie alla tecnologia? Intendi la visione dell'amore? Dell'amore, ma anche proprio dello scambio emotivo tra persone. Ok.
Diciamo, la società in cui stiamo vivendo ci porta un po' di, viene da dire sano, cinismo, che a volte invece ci portano, ci allontana da quelli che sono i veri valori che dimentichiamo. C'è molta materialità, abbiamo questo idolo del nuovo che è un po' un falso amico. Tutto quello che è nuovo è più bello, più attraente, ci manca, che cosa non ci perdiamo se cambiassi il lavoro, che cosa mi sto perdendo, potrei fare un'altra cosa, avere amici nuovi, stessa identica cosa, l'amico nuovo no, sembra quasi il più simpatico di quello vecchio, invece è lo stesso con l'amore. C'è una rapidità nel cambiamento, no, morto un papa se ne fa un altro, invece bisognerebbe sempre tornare in quella che è, i greci l'età dell'oro la vedevano sempre dietro, per cui bisognerebbe sempre guardarsi dietro al posto di guardare sempre avanti, non in tutte le situazioni, ma specialmente per quanto riguarda l'affettività e l'amore, guardarsi sempre dietro e a volte bisogna perdere le amicizie, perdere l'amore, andare un po' in giro, fare delle prove, recuperarlo, affrontare delle prove, no? Come fa Amore e Psiche e anche come fa Chloe, che affronta le sue paure. E la tecnologia, sì, ahimè ormai comunichiamo più così che è più facile sentirsi tutti i giorni su WhatsApp e vedersi una volta l'anno. Può succedere anche questo, per cui c'è certo un po' di raffreddamento, no? Di quello che sono i rapporti umani. E forse bisogna anche sfatare un po', bisognerebbe rompere questo schermo, questa barriera e tornare a parlarsi. Come siamo adesso qua, no? Seduti, guardarsi, parlarsi, toccarsi, abbracciarsi, e questo forse anche il periodo che abbiamo vissuto, insomma, ci ha portato ad un ulteriore allontanamento. Un po' una deriva, un po' una deriva nel comunicare. Perché il titolo Volevo solo andare a casa? I tuoi titoli sono tutti originali, ma questo come mai l'hai scelto? Perché c'è sempre un bisogno di un dove. No, siamo sempre alla ricerca di qualcosa e magari il nostro dove, il nostro voler andare in giro, scoprire, invece ce l'abbiamo proprio a casa. Anche perché tu per molti anni hai esercitato una professione che ti ha portato all'estero in continuazione, per cui questo desiderio proprio di ritrovare anche le radici è importante. Trovo che in tutti e 4 libri comunque c'è una necessità di chiedersi da dove veniamo, e c'è una necessità di ritornare anche a quello che si era, per poi anche ripartire con nuova energia, con le idee più chiare, per cui insomma, è interessante anche questa prospettiva. Diciamo che Federica, che è così emozionata sicuramente, ma solitamente molto frizzante, molto sicura di quello che fa, ci ricorda quanto non dobbiamo confonderci, non dobbiamo lasciarci trasportare dai nuovi linguaggi, dalla tecnologia, quello che abbiamo detto fino adesso, e non dobbiamo neanche temere di dire che abbiamo necessità a volte di tornare indietro, di tornare a casa, di riscoprire una dimensione più autentica, più semplice, di abbandonare anche conquiste che pensavamo fossero conquiste, che ci hanno occupato magari gli ultimi anni della nostra vita. Per cui è un messaggio importante, un messaggio di vita vera, di vita autentica, di ricerca personale, e lo fa in maniera molto spontanea, però ricordandoci appunto quali sono poi gli appigli che ci possono sempre aiutare a riconoscere la via che potrebbe essere la via più corretta, che è diversa per ognuno, ma che sicuramente può portare a una crescita personale.
Se c'è qualche domanda, perché noi non vorremmo parlare della trama, perché le trame sono, come ha spiegato Federica, si sviluppano nel rapporto, nel dialogo tra due personaggi, e per cui non si può raccontare troppo, perché si perderebbe sia il ritmo e sia un po' la sorpresa poi dell'evoluzione di questi rapporti. Però ci sono tanti spunti nei suoi libri che abbiamo cercato così di comunicarvi, e se c'è qualche domanda potrebbe essere una conversazione interessante proprio sull'oggi, sui rapporti interpersonali e su come appunto ci muoviamo in questa realtà complessa che è la nostra. Silenzio stampa ogni volta che c'è qualche cosa. Eppure c'è un super coraggiosissimo. Prego. Mi sbaglio, ho sentito, ho letto la parola ipocondria. Sì. Di quanta ipocondria puoi parlarci adesso senza svelare tutto? Non è una domanda facile. Ma rapportato al personaggio, quanto pesa? Ma allora, parlando del personaggio Chloe, alla fine è stata trattata anche questa ipocondria un po' in maniera anche scherzosa, no? Per cui trovava sempre una scusa per non fare qualcosa che la spaventava così tanto, e per cui si ritrovava veramente a nascondersi dietro il paravento. Ecco, una cosa molto... ho utilizzato un'ironia tipo un paravento, a che cosa serve lei pensa in quel momento lì, perché non mi para da niente, visto che è aperto e tutti vengono a vedere dirmi quello che mi devo togliere, cosa devo fare, che serve un paravento. Per cui diciamo, forse trova anche la chiave per superare queste paure. E poi la paura... forse l'affronta pensando che sia un inganno della mente, no? A volte bisogna affrontarle e semplicemente anche accettarle. Sicuramente ammettere innanzitutto a noi stessi le proprie fragilità, non c'è niente da vergognarsi, e rapportarsi anche con gli altri mettendole sul piatto della bilancia. Quando si conosce o si vuole conoscere qualcuno nel profondo, se no la conoscenza rimane superficiale. Per cui insomma penso che Federica, ecco, la ringraziamo anche per questo, perché con un linguaggio che sembrerebbe che può essere anche superficiale, troppo veloce, però attraverso proprio il linguaggio che può sembrare il più superficiale riesce invece a farci riflettere e a comunicare messaggi importanti, e quindi anche i suoi personaggi hanno un'evoluzione, riescono ad avere un'evoluzione attraverso una maniera di comunicare un po' strampalata a volte, e non lineare, perché siamo un po' tutti così, non si riesce più ad avere una comunicazione come potevamo avere 20 anni fa. Non è possibile, perché siamo condizionati, perché a volte facilita e va bene anche così, però una narrazione come quella di Federica, che appunto non è lineare, affida messaggi profondi, una crescita personale, delle aspettative a dei linguaggi che a volte non riescono a contenerla, ecco, che può sembrare di rottura, un po' strampalata, però alla fine riesce a parlare a tutti. E ci fa anche ci fa ridere, perché a volte il botta e risposta, penso sia capitato a tutti, anche qualche incomprensione, perché i messaggi possono essere ambigui, oppure una persona interpreta una sfumatura che poi non era quella, quindi insomma si innescano anche tanti episodi ironici per questo. Nello stesso tempo però si arriva alla fine dei suoi libri con una visione chiara dell'importanza che ha riuscire comunque con gli strumenti che abbiamo a comunicare un'autenticità senza paura, e come ci ha suggerito anche il Signore, mettendo chiaramente in campo le nostre fragilità che tutti abbiamo.
qualche rappresentante del genere femminile, ecco qua. Posso chiedere dove è ambientato? Presumo a Venezia perché c'è il dialetto veneziano. È ambientato in ospedale. In ospedale qui? Proprio, sì, è una cosa difficile, nel senso che poi alla fine mentre scrivi di solito sei aiutato, no? Dal paesaggio, dal colore, dal movimento che fanno. La sociologa e il dottore escono solo una volta dall'ambulatorio per andare a cena fuori, e anche lì la scelta del ristorante li ho fatti andare ad un peruviano. però appunto la difficoltà è stata proprio scaldare questo ambiente, anche perché stiamo parlando sì di questo contesto che è freddissimo, ma non immaginate di un libro che parla veramente di malattia o no, è un libro gioioso, scherzoso, che indaga l'amore e che si svolge però in un luogo ristretto, che ha bisogno proprio del calore, dell'ironia per essere riscaldato e per venire anche un po' meno, per cui anche tanti personaggi come l'infermiera vengono descritti, non so, lo zoccolo giallo che esce fuori, l'azzurro che ricorda della porta, che ricorda una sala dopo parto, il reparto dei neonati, per cui ci sono tutte queste piccole cose che aiutano, il camice che si muove, il dondolio della penna del dottore, è tutto lì, è tutto circoscritto lì, come una serie televisiva, un grande fratello dentro un libro. In sostanza è stata un po' sadica, perché dal primo libro, che era ambientato in una stazione, poi il secondo libro siamo arrivati fino a Londra, adesso ha ristretto il campo e li ha messi spalle al muro i protagonisti, quindi in un ambulatorio non è che puoi scappare molto, non ci sono molte scuse e distrazioni, per cui sei stata diabolica. Se c'è qualche altra domanda, se no prego. Io volevo sapere quando scrivi. Questa è una bella domanda. So che sei molto impegnata a fare molte cose, quanto non il tempo di scrivere? E allora ci sono dei momenti in cui annullo tutto, perché proprio sento che c'è questa cosa che devo fare che mi fa star bene, per cui è come dire mi metto, non so, a dieta o vado in palestra o esco, devo recuperare i rapporti, per cui ho delle fasi della vita in cui proprio sento questa cosa che mi manca e appena ho il click, il momento giusto, inizio e non mi ferma più nessuno. E poi quando invece non riesco più a gestire, a contenere questa cosa, è la sera e i ritagli, insomma. Una volta era tanto di notte e adesso si è spostato più verso sera. Perché l'età avanza, c'è bisogno anche di dormire, no? Giusto? Prego. Una curiosità, perché la scelta di una sociologa che notoriamente è un'esperta nell'analizzare il comportamento umano, la mentalità umana? Perché? E per cui potrebbe risultare anche uno ostacolo, una persona molto dura da affrontare da parte del chirurgo in uno scontro dialettico. Esatto, è stato proprio per metterli a contrasto e confronto, per cui lui molto lineare, no? Tante volte lei racconta dello studio che sta facendo, lo chiama, dice sa dottore, io sono una sociologa e sto facendo questa ricerca sulla fase di acchiappo delle persone, e lui fa finta di non cogliere questa affermazione e poi chiede cos'è che fa lei? Faceva l'opinionista, giusto? E allora ritornano indietro. Però lei appunto si sofferma, non so, ad analizzare anche quello che dice l'infermiera, che sta tentando magari di distrarla, o che proprio oppure si paragona ad un appartamento, si paragona come fa dei paragoni tipo io mi sento come un attico però nel quartiere sbagliato, per cui ha tutto un modo di comunicare che al dottore poco interessa, che poi invece alla fine lo cattura e li mette in contrasto. Sono quegli opposti che poi alla fine diventano calamite
si completano, no? Nella loro... E si completano, certamente. Prego. Io non ho domande, io l'ho letto, per cui lo consiglio, è ironico, proprio lo si vede, io cercavo sempre un momento libero per leggere delle pagine in più, e non è sull'ironico, sei riuscita a rendere anche la tensione tra i due personaggi pazzesca, cioè proprio la respiri, la senti, lo consiglio. Non ho letto quelli precedenti, ho letto solo questo, però... Non è pagata dalla casa editrice, No, è spontanea. E... Concordo pienamente, abbiamo cercato di comunicare questo e io suggerisco anche i libri precedenti perché questa tensione c'è in tutti i libri ed è molto interessante come Federica proprio riesce a entrare dentro i caratteri, le paure, gli avvicinamenti, gli allontanamenti, al di là utilizzando appunto i linguaggi, però la parte focale è proprio che lei ha questa sensibilità e anche questa necessità di approfondire l'aspetto, la parte proprio umana e profonda, l'input, però lo fa con molta ironia, è molto divertente, sono molto divertenti perché poi diciamo sempre che tutto si può raccontare, qualsiasi tematica, basta trovare il giusto linguaggio e non è perché un linguaggio è semplice, ironico, che non veicola concetti e tematiche importanti e per cui insomma la letteratura è bella per questo, perché è una casa grande dove possiamo veramente specchiarci e trovare tante risposte e stimoli. Quindi se non c'è nessun'altra domanda io vi auguro una buona lettura, per chi fosse interessato ringrazio Federica per il suo quarto volume e ringrazio tutta l'organizzazione e il pubblico. Grazie. Grazie Lisa, grazie Federica, grazie a tutti per essere stati con noi questa sera. Chi avesse piacere di acquistare abbiamo le copie del libro disponibili. E vi do appuntamento a mercoledì prossimo, serata in cui presenteremo il libro Amaro come la morte di Guido Vianello, che non dico niente ma è qui con noi questa sera tra il pubblico, e per finire poi il mercoledì 21 con un evento speciale in cui avremo Alberto Lavoradori, che è un fumettista della Disney molto famoso, direi famoso anche a livello internazionale, per cui un gran finale di questa parte del festival. Grazie di nuovo e bocca al lupo per i tuoi progetti futuri. Non abbiamo parlato di questa qualcosa che bolle in pentola, ma se ti rivedremo qui tra qualche mese, vorrà dire ci diamo appuntamento. Qualcosa c'era, benissimo. Grazie a tutti, grazie Andrea, un saluto a chi ci segue da casa e appuntamento a mercoledì. Grazie sempre anche a Gran Serra che ci dà l'opportunità di organizzare questo incontro.